città di Sacile, concordemente alla volontà espressa dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 dicembre 2010, il Sindaco conferisce la cittadinanza onoraria a Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval, Patriarca di Gerusalemme, già Presidente dell'Università di Betlemme, membro del Consiglio Pontificio per il Dialogo Interreligioso e membro della Congregazione per le Chiese Orientali, per la profonda cultura e umanità dimostrate nell'arco della sua vita pastorale, sempre orientata al perseguimento della pace e alla difesa dei diritti dei più deboli, nonché per i legami stretti con la comunità parrocchiale sacilese. Tutto ciò in occasione del gradito ritorno a Sacile di Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval e al fine di contribuire e favorire il proficuo scambio culturale fra Patriarcato di Gerusalemme e Centro Studi Biblici di Sacile, la città di Sacile riconoscente. Così Roberto Ceraolo, sindaco di Sacile, ha conferito la cittadinanza onoraria a Sua Beatitudine Monsignor Fouad Tval, patriarca latino di Gerusalemme. La diocesi di Vittorio Veneto è da tempo legata al Patriarcato di Gerusalemme, dove periodicamente vengono inviati seminaristi e gruppi di laici per scambi culturali e di formazione religiosa. Il patriarca, in visita alla diocesi anche in occasione della festività di San Tiziano, patrono di Vittorio Veneto, ha aperto il ciclo di incontri del Centro di Studi Biblici di Sacile, subito dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria che ha così accolto. Amici tutti, rivolgo il mio più caloroso, affettuoso saluto a tutti, a tutta la città. È un grande onore per me appartenere ormai a questa città di Sacile che ha una storia ricca di molti meriti, che porta titoli molto significativi. Il Giardino della Serenissima, la Porta dei Fiori, Ponte con il Veneto, Città delle Acque. Infatti quello che ha attirato la nostra attenzione arrivando qui, tutta questa zona, è l'abbondanza dell'acqua che avete, una cosa dell'altro mondo. Fantastico, complimenti, complimenti. Io vorrei fare uno scambio con voi, non dico culturale, ma un naturale. Vi mandiamo più sole e ci date un po' più d'acqua, che ci manca l'acqua. Come vedete, mi sono informato bene sulla vostra città per poter portare degnamente la sua cittadinanza. Sono particolarmente felice di essere ufficialmente un membro di questo comune abitato da una popolazione laboriosa, onesta, sana, ricca di virtù umane, sociali, artistiche e religiose. Ma la verità, prima di questa bella cerimonia, ringrazio anche l'onorevole sindaco. Da giovane io mi sono sentito attirato da questa gioventù accumulata che Mazzarotto veniva volentieri qui. Se questa iniziativa è stata possibile, il merito va alle persone che ci hanno pensato, l'hanno voluta, l'hanno decisa. Ringrazio tutti i titolari di queste cause concatenate. Ringrazio Monsignor Pietro Mazzarotto, Monsignor Graziano Dinardo, che non sono sicuro, sono all'origine dell'idea. Ringrazio il signor Sindaco, gli assessori della Giunta, componenti del Consiglio Comunale che hanno voluto e hanno deciso questa delibera. Se questa iniziativa è stata possibile è perché si è creata una meravigliosa rete di relazioni, di amicizie, di cooperazioni tra la Terra Santa e la diocesi di Vittorio Veneto, in modo particolare tra il Patriarcato Latino di Gerusalemme e il Sacile. Queste relazioni si traducono in pratica con pellegrinaggi, cooperazioni pastorali, adozioni, volontariato, impegni di solidarietà, viaggi di studio biblici, eccetera, eccetera. Vorrei che adesso rendere omaggio appunto a tutti i titolari di queste numerose, fruttuose, costrittive relazioni, ringraziarli di cuore
questa cittadinanza è meritata idealmente da tutte quelle persone. Viene data emblematicamente al Patriarca di Gerusalemme, ma con il Patriarca c'è tutto insieme, c'è tutta la Terra Santa, sono tutti i cristiani di Terra Santa, c'è la piccola comunità cristiana che è rimasta a Terra Santa, questa piccola comunità che aspetta il vostro arrivo, il vostro pellegrinaggio, la vostra solidarietà per non sentirsi sola, abbandonata, dimenticata. Io stesso comunque non mi ritengo solo un cittadino onorario di Sacile sulle basi dell'amicizia, della cooperazione pastorale, della stima reciproca, della comunione umana. Sono nato a Sicilia spiritualmente come tutti quanti voi siete spiritualmente nati a Gerusalemme. Io sono nato spiritualmente nel 1975 quando vi venni per la prima volta ad aiutare il parroco Monsignor Pietro Mazzarotto negli impegni della Settimana Santa e di Natale. Non ho mai pensato di ritornare un po' più invecchiato, noi due, pazienza, grazie. Ed è proprio questo il legame della Chiesa di Vittorio Veneto con il Patriarcato Latino a Gerusalemme. Già dal 1930 molti giovani della diocesi sono partiti per frequentare il seminario di Gerusalemme per prepararsi al sacerdozio in terra palestinese e alcuni, come Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo, originario di San Polo di Piave e vescovo di Emmaus, continuano tuttora il loro ministero. Un legame che ha sottolineato anche Monsignor Pietro Mazzarotto, presidente del Centro Studi Biblici di Sacile. Ma me la cavo con un augurio e un auspicio. Lo prendo anch'io da una lettera che Giacinto, allora, non c'era neanche il Bulos, è venuto dopo, mi ha scritto quando era studente in teologia in seminario. E me l'ha scritta in latino, io ve la propino in latino. È un versetto di un salmo, dopo lo traduciamo. Adereat lingua mea faucibus meis, si non me minero tui Gerusalem. In parole povere, la mia lingua si attacchi al mio palato se dimentico di te, se mi dimenticherò di te Gerusalemme. Capite che allora abbiamo la continuità perfetta. Un augurio, un auspicio che conferma quanto ha detto il sindaco. E sua beatitudine Monsignor Tual è arrivato in un momento davvero particolare per la Chiesa vittoriese. Eccellenza, un'occasione speciale quella della presenza di Sua Beatitudine Monsignor Tual, anche in vista della giornata del festeggiamento per il Santo Patrono Tiziano, è una cosa speciale. Sì, certo, c'è un legame profondo tra la nostra Chiesa e la Chiesa di Patriarcato di Gerusalemme, un legame costituito dai tanti preti che dalla nostra diocesi, nel secolo che abbiamo appena passato, hanno prestato servizio e tuttora alcuni prestano servizio in Terra Santa. C'era un piccolo seminario che preparava dei ragazzi proprio a diventare preti per la Terra Santa a Oderzo, e da quel seminario sono usciti parecchi preti, tra cui anche il vescovo Monsignor Marcuzzo, ausiliare del Patriarca Latino di Gerusalemme. Quindi c'è questo legame molto profondo, anche fatto di persone, però più profondamente possiamo dire no, noi celebriamo la festa di San Tiziano, che è il nostro patrono. San Tiziano, uno dei primi vescovi di Oderzo, dove era la sede della nostra chiesa di quel tempo, che poi è diventata la chiesa di diocesi di Ceneda e di Vittorio Veneto. San Tiziano richiama Aquileia, da cui si è diffuso il cristianesimo nei nostri territori. Aquileia richiama l'Evangelista Marco, Marco richiama la Chiesa di Gerusalemme, quindi effettivamente tutti là siamo nati. La presenza del Vescovo di Gerusalemme nel momento della festa del nostro patrono si richiama alla radice apostolica della prima comunità cristiana e apostolica di Gerusalemme, quindi ci richiama alle nostre radici. E proprio all'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è ancora più significativa questa presenza. Certo, anche perché proprio in Terra Santa, dove maggiore è la presenza e il ricordo di Gesù e della sua predicazione
del suo ministero e della fondazione della Chiesa che lui ha fatto, proprio lì si registrano anche le maggiori divisioni fra cristiani, dolorose. Quindi è un'occasione proprio anche questa per ritrovare le radici e le motivazioni per l'unità fra i cristiani e per chiederla con insistenza al Signore come una grazia che può venire solo da Lui.